Il giallo di Torri si infittisce. L'autopsia eseguita su Diana Canevarolo, 49 anni, non lascia dubbi. Una lesione nella parte sinistra e bassa del cranio, non compatibile con una caduta dall'alto, e un segno sul collo. Inquietante. Elementi che spingono gli inquirenti del questore Francesco Zerilli a indagare in più direzioni. Un'aggressione? Tutto può essere. Frattura, una lesione a L sulla parte sinistra del cranio. L'avvocato Cesare Dalmaso, legale della famiglia, con i cronisti afferma. Rimangono aperte ancora tutte le piste, Sì. compreso l'omicidio. No, non credo, quello non credo proprio, non lo so, non ne ho idea, non ne ho idea. E poi il penalista vicentino aggiunge. Potrebbe essere collegato alla signora, quindi potrebbe aver avuto una colluttazione? Non lo so, questo è un enigma che risolverà il pubblico ministero certamente. Dunque, Diana non è caduta dall'alto. Più verosimile che fosse seduta sulla panchina del cortile di via Zara e lì sia stata raggiunta da qualcuno. È stata poi colpita? Una dinamica ancora tutta da ricostruire, ma che apre scenari misteriosi. I familiari sono decisi. Nicolò, il figlio diciottenne, dice: mia mamma non è caduta, l'hanno colpita, l'ho trovata piena di sangue, non respirava, ho provato a rianimarla, è stato terribile. Il compagno, Vincenzo, afferma: Diana non usciva mai a caso, quella notte qualcuno l'ha aspettata, noi abbiamo sentito rumori nei giorni scorsi, è impossibile pensare che sia stato un incidente. Ora gli investigatori cercano risposta a 3 domande decisive. Chi era con Diana? Perché è stata eventualmente colpita? E che cosa è successo nei pochi minuti tra la sua uscita di casa e il ritrovamento in quella chiazza di sangue alle 5:30 del mattino? Un giallo, appunto.